Iniziamo subito malissimo, cioè ci hanno sbagliato le date di nascita, quindi non abbiamo fatto il check-in online, andiamo a farlo adesso in aeroporto, incrociamo tantissimo le dita. Ah sì, ti sto portando a Cipro. E non è questo per quanto possa sembrare, questo è l'aeroporto di Mestre. Già 500 anni all'amaretto. C'è stato un periodo in cui le batterie del Samsung Galaxy Note, che era quello col pennino, esplodevano, quindi vedi, tra tutti i dieti c'è proprio il divieto. Sì, Samsung Galaxy Note 7, figatissima. In più materiali radioattivi. Anche carica piccio. Tanto carino l'aereo della Cyprus Airways, veramente. Proprio quando siamo entrati è stata questa bellissima impressione. Stiamo facendo la retro? Sì. Io pensavo gli aerei andassero solo avanti. Your crew is now pointing out aircraft exits, so please take a moment to locate. Andiamo velocissimi. Stiamo salendo. Cintura l'hai? Sì, è sotto la Ok. airbag di protezione. Belle. Wow. Acqua tipica, schifezze tipiche. Le long chips praticamente sono delle spezie di Pringles, mi dice dal gusto, solo che sono fatte così. Senti che calura, vabbè, tanto andiamo abbastanza caliente, ma tanto devono essere vacanze praticamente solo a piscina e mare. Biondi? Porca zoccola, non lo sapevo, tazzi che non ho noleggiato l'auto. A Cipro si viaggia in contromano, come in Inghilterra e in Australia. Abbiamo avuto modo di notare già all'aereo che l'atmosfera è parecchio desertica, cioè ci sono delle spiagge molto belle, bellissime, però nell'entroterra è praticamente tutto così. Terreni aridi e ste colline così. Queste città fatte ai condomini. E anche un po' Napoli, sono appena passati due con una moto da enduro senza targa e appunto in due montati senza casco, cioè proprio, ma forse Napoli è da imparare credo, perché questi hanno fatto la combo da 3. Ah sì, è la città dei gatti, forse anche dei catti, ma non credo. Eccoci qua arrivati, il Lardos Beach Hotel. Allora la prima impressione, beh, innanzitutto non devi avere aspettative, nel senso è un posto un po' particolare, un po' molto, come si dice, oddio, un po' come tipo andare in Albania, ok? E la seconda cosa è che ho visto tanti zingari, quindi sta attento, ho visto anche un campo rom. Abbiamo ancora un'ora e mezza di piscina. Ah, la vasca, oh sei contento, la vasca? Ah no, ma quello non è la maca che pensavi, sai, un po' lì, non è per nulla brutto, però ti assicuro che Instagram contro realtà è una cosa veramente vera in tutto il mondo, insomma, ecco, questa stanza l'avevamo vista ma è completamente diversa da come la vedevi sulle foto del sito, ovviamente, però vabbè. Eccolo qua, il mare è normalissimo, però noi eravamo venuti qua per passare 6 giorni o 5, quel che è di puro riposo. E mentre il mare è bello, vabbè, ti portiamo nei prossimi giorni. Ah, sì. Io qua prevedo tanti mojito dentro in queste piscine. Non mi lamento assolutamente, anche perché quello abbiamo pagato veramente niente. Però, insomma, capisci che l'Instagram contro realtà veramente ti rende impossibile le vacanze, ti le rende veramente impossibili. Non ti capisci niente. Che lavoro fai per permetterti queste cose? Pertanto, i primi giorni qui saranno solo bar, piscina e spiaggia qua davanti, non ti filmo neanche. Ho 43 anni e non ho mai fatto una vacanza, cioè una vacanza nel senso un qualcosa dove ti riposi, presente quando la gente sta sotto l'ombrellone, si legge il libro, fa la settimana enigmistica, quelle cose lì. Voglio provarla, voglio provarla anch'io, voglio provare questa esperienza. L'ultima volta, a parte il viaggio a Napoli che è stato distruttivo, abbiamo visitato tipo, non so, 8 città in 7 giorni, ma anche a Tenerife si partiva alle 9 del mattino e si tornava alle 3 di notte, e porca puttana, cioè sì, bello per carità, fatemi provare anche a me una vacanza. Aspetta, l'Università della Crusca mi ha appena mandato una PEC, fate provare anche a me, oppure fatemi provare, oppure no, non è no, perché no, quindi fate provare anche a me, punto. Sì, che non sono ubriaco, no, sta buono.
Ah, questa è anche riscaldata, ma che alla fine io ho orientato questa, chiamiamola vacanza, solo esclusivamente per questa cosa, questo lettino in acqua, ok, e il mojito che adesso sta arrivando. E io? Te niente, cazzo vuoi ciucciarti il mojito? Hai già ciucciato lo spritz ieri, vuoi anche il mojito? Sono la cosa più bella della vacanza. Il mojito. Ah, ecco qua, perché abbiamo un pompino geloso, che lui si deve mettere in mezzo, Hai ordinato il mojito anche a te? No. Il mojito? Che sarebbe il mojito analcolico? È lentissimo. È super lento. Sono il pesce balla, nel senso che prendo la balla, se non nel senso che ho la forma di... Dio, tra i cecchetti di suoi piselli, tipo piselli secchi. Che strano. I primi giorni sarà particolarmente ventoso con mare mosso, che per noi è anche un bene, dovevamo impegnarci a star fermi, voglio dire. E il mare, quando c'è questa cosa qui, questo vento, questo mare mosso, come dico io, è come quello di Jesolo. Sì, nel senso, cioè, non è che è proprio un'offesa, è semplicemente la realtà, come quella volta in Sardegna. Col mare mosso è come quello di Jesolo, allora, uguale, identico, in realtà dovrebbe essere trasparente anche questo, hai capito? Te l'avevo già raccontata più volte, Cipro, perlomeno questa zona di Larnaca o Larnaca, non mi ricordo come si dice, proprio la città di gatti. Qua siamo nell'albergo, abbiamo già cattato il primo gatto. Sarà via l'operazione zingaraggio. L'operazione zingaraggio consiste nell'andare agli alimentari con 3 zaini e riempirsi di birre amari, rum per i mojiti che sono vuoti, ok? Sono analcolici praticamente. Sì. Io ho provato il mojito. Hai provato il mojito? Sì, Il mojito... buonissimo. Ti piace? E ho anche assaggiato quello con la mamma che aveva l'alcol. Vabbè, ma non si dice. No, dai, è bellino come albergo, dai, no, dai. Dico niente. Vero anche che siamo arrivati sulle 6:30, 7 di sera, quindi voglio dire, va bene così. Ah, la menta peperita. Questa è la Basilitizia, che cazzo è sta roba? Origano. Queste robe strane, Codia Eum Croton. Sì, dai, stavo iniziando a lamentarmi, invece no, è tutto perfetto, tranne i cocktail in piscina, Dio caro, cioè sia analcolico che il mojito, porca miseria, cioè non è che sono qua per fare l'alcolizzare, però, cioè... Sì, bello, certo non si può fare paragoni, se lo paragoniamo a Tenerife è 1001, sì. Tipo limousine. Il mio fornitore di alcolici è a circa 5 metri dall'hotel. Un altro piccolo appunto turistico, perché a me piace darli man mano che li scopro, è che sì, gli automobilisti sono tutti gentili, si fermano, però attenzione, non esistono restrizioni pedonali, cioè non ci sono proprio. Per alcolici costano esattamente il doppio, non è un modo di dire, esattamente il doppio rispetto all'Italia. A conferma di quanto... No, c'è anche Ugane, è tutto felice perché vede... Tutti i gatti, no dai, sei abituato. Volevo dirti, sono abituati. Cioè, questo è arrivato correndo. Che adesso... non aveva niente, perché probabilmente essendo un po' una specie di, tra virgolette, attrazione turistica, soprattutto in questa zona, perché vedi, attento dopo, nei prossimi giorni, in tema gatti, dove ti porteremo. Sì, ma guarda che zampe grandi che ha. Sì. Proprio. Mao, dove dargli una patatina, no? Perché sono quelle a... no. Ti ha sfoderato tutto il repertorio perché vuole cibo. Cioè, gli ha fatto tutte le cose gattesche, si è messo anche a panza in su e niente, non arriva il cibo. Gatto, non arriva... Che merda di turisti italiani, ecco, picchiali Dio, caro. Porco cane. Sì, ho fatto prevedere, sì, c'era Tunzi Lemon, quindi adesso è tutto così. Comunque, a parte i scherzi, avevo visto i video della spiaggia qua davanti e sarebbe acqua trasparente, tipo Cumbia per esempio, per dirci. Però, come sai, come hai già visto anche in Sardegna, quando c'è vento il mare diventa come quello di Jesolo e quindi stiamo in piscina. E poi ci sposteremo verso gli ultimi giorni, che non tira... Non so perché ti conto sempre tutto in anticipo, non ho mai capito. Comunque ci sposteremo a Nisibizia verso gli ultimi giorni. Credo che se devi farti la vacanzetta come noi di solo relax, ossia solo stare in albergo, è una soluzione fantastica. Ti trovi un bel alberghetto, trovi anche di quei 5 stelle fantastici a pochi soldi. Noi queste volte abbiamo preso questo qua a 4, va più che bene. Perché per il resto, insomma, sai, non c'è mica tanto da vedere a Cipro e avrai sempre quell'impressione di...
città strana, cioè vedi anche qua le macchine che ti arrivano fino all'acqua, il campo rom più avanti, è molto particolare, ci sono tante case ma attività locali non è che ce ne siano tantissimi. Poi Larnaca ovviamente, certo sì, quella è più una grande città, allora sì, puoi prendere l'autobus, dovrebbe essere a mezz'oretta circa, adesso non mi ricordo, non ho cronometrato. Però per il resto sì, attenzione, ripeto, sai che io tutto quello che faccio lo pianifico sempre prima con ponderazione, o chiamala intelligenza, chiamala come vuoi, ossia cosa dobbiamo andare a fare, va bene questo posto per le aspettative che abbiamo, sì, no, forse, hai capito? Le nostre aspettative erano quelle di non muoverci, perché noi siamo fortemente attratti dal viaggiare, andare in giro, esplorare, quindi non ci riposiamo mai, non stiamo mai tranquilli. E quindi abbiamo detto, qua a Cipro, zona sud, non c'è un cazzo da vedere e quindi è perfetta, ok? Così abbiamo il motivo per star fermi. Contemporaneamente è una zona anche relativamente economica, perché ti dico un pacchetto ti viene sulle 600-650 euro una settimana con albergo e colazione aereo. Tu dirai niente, cioè sì, ok, però se vai a Tenerife che per chi ha aspettative di una città più curata, con più attrazioni, con più cose da fare, esatto, cose da fare, la siamo a 1001. Adesso non vorrei con questo 1001 dire che qua fa schifo, no, è tutt'altra cosa, non puoi paragonarlo a Tenerife, è tutt'altra cosa, è veramente tutt'altra cosa. È quella cosa per chi ama relax, ecco, star fermi, è un po' per se sei dalle mie parti non l'Eraclea Mare, coso, cazzo, ci ho anche lavorato, come si chiamava? Prima di Eraclea Mare, prima di Porto Santa Maria, tipo il Duna Verde, ecco, è un po' il Duna Verde, ok? Quindi non è la Jesolo, non è il Rimini, ma è il Duna Verde. E c'è chi cerca il Duna Verde e la Jesolo non la sopporta, la Rimini non la sopporta per il casino e tutto quello che ci va dietro, capito? Quindi molta attenzione e vi do già il verdetto, ancora prima di fare la vacanza ho già visto qua come funziona, quindi ti do già il verdetto, è un'ottima location, però attenzione al tuo tipo di aspettative. Eccola, so che dovrei godermi questi rarissimi momenti di tranquillità, però io ho sta tentazione di fare i video, che è una roba che ho sempre avuto, foto e video. Volevo, forse ma anche per me, sai, per ricordarmi, cioè, di quella volta che avevamo provato queste cose qua, perché erano tipiche, queste patatine con prosciutto affumicato, anzi il gusto di prosciutto affumicato, coriandolo, pepe bianco e sopra non lo so, probabilmente no, sopra è scritto nella lingua originale. Sono buone, no, però c'era la scritta Cyprus Potato Chips, quindi mi sapeva tipico. Un'altra cosa esatta, tipica che abbiamo voluto provare, seppur non sia la birra più buona, ma questa è la prima birra che hanno inventato e fatto a Cipro, è del 1937, cioè che producono loro, intendo. E quindi abbiamo voluto provarla. Buona, Ale, sì, niente, aspetta che non inquadro le tette. No, niente di che, cioè nel senso buona, ma cioè, le birre sono birre. Ecco, no, quello sì, probabilmente stiamo male io e lei, se abbiamo qualche problema. 4, esatto, non è che abbiamo Covid o roba del genere, 4,5. Il mojito era acqua, questa ci sembra acqua, non riusciamo a capire, probabilmente sarà la giornata, l'arrivo, a sapere. Mi sto concentrando tantissimo per fare la mia vacanza relax, la mia prima mezza giornata, e già vorrei andare in giro. Vabbè, mi concentrerò, ripeto, tantissimo per star fermo, perché è anche proprio uno stile di vita sbagliato, cioè bisogna rallentare le tempistiche con cui si vedono le cose. Aspetta che ti alzo, che te guardi un fino in fondo, ecco, mentre dico tempistiche si vedono le cose. Perché poi tutto gira attorno alla tua abitudine, a questa tua velocità. No, col telefono si vede benissimo, solo che non so se sono io ignorante in materia. Beh, quello senz'altro. Ah, il limone normale, non è lime. Ah, ok, un albero di limoni. Boh, allora niente. Veramente posti e locali molto rustichi, molto. È strano, bello, piacevole, sinceramente piacevole. Volevo fare ascoltare un po' di questa canzone tipica, che non è neanche spagnolo, cioè questo è proprio... Sono
coccoloso. Sì, sì, il bambino è coccoloso, sembra le canzoni quelle delle sagre. Ah sì, adesso uso il traduttore. Sempre per condividere un po' di appunti turistici e le mie impressioni personali, il vino qua rosso De Cipro, qualitativamente è buono, devo dire sinceramente, seppur il colore faccia preoccupare, invece no, è buono, sa da questo gusto di cioccolato, sa tanto da cioccolato. Aspetta, sempre per rispetto, cioè no, rispetto, per raccontare un po' al pubblico le cose tipiche. Com'è che si chiamava questo formaggio? Alumi, è uno dei piatti più tipici, è un formaggio che diciamo resta duro e consistente. Può essere, sembra seitan a me, scusa. Sì, anche a me sembrava seitan o tofu. Ma invece al gusto no. No, vuoi assaggiare un pezzettino? No, mangia tu. Appunti interni, se fare sto significa grazie. No, altre robe. Sì, no, altre robe, esatto, perché anche a me all'inizio avevo fatica, invece no, gli ho detto grazie. Bisogna dire che veramente i gusti stupiscono, non nel senso che sono buoni, cioè sì, sono buoni, non nel senso che sono esageratamente buoni, ma nel senso che veramente stiamo scoprendo dei gusti mai sentiti, veramente mai sentiti. Cioè, a parte vabbè spezie un po' particolari, c'è sta cipolla che... Cioè sì, appunto, sta cipolla che bomba di salsiccia, esatto, proprio quello volevo dire. Le patate fritte sono quelle fresche, praticamente hanno la forma di quelle surgelate perché usano la macchinetta, ma sono quelle fresche, cioè buonissime. Aspetta, sto dicendo una cazzata, ti sto descrivendo un solo ristorante, non ha senso questo, cioè non è che così ti sto descrivendo tutta la cucina ciprio-greca. Vabbè, dov'è che siamo qua? Pilion, metti capiti da ste bande, questo è Pilion, lo vedi è molto alla mano. Ok, però è una di quelle trattorie un po' nascoste che mangi bene, tipico, hai capito? 20 euro a testa, una mega mangiata, quindi si paga anche molto poco. Per carità siamo un po' fuori dalla zona turistica. Cazzo, volevo vedere queste formiche, sono giganti, come fai a vederle? Sono grandi come un'unghia, no, che mi vengano su, me le porto in albergo. Non mi sono mai sentito così tanto fuori dal mondo come mi sto sentendo qua. E sì che ho fatto posti come il mercato antico di Skopje in Macedonia, la Serbia, l'Albania, cioè tantissimi posti, Bosnia, Slovenia, Croazia, Montenegro, Grecia, però qua veramente percepisco tanto tutto strano, cioè mi sento veramente all'estero, ma tanto all'estero, dico. È vero, non posso neanche prendermi un mitragliatore come souvenir, hai ragione, Dio. Se lo tolgono in aeroporto. Sì, ma sequestrato. Che colpo quello lì con la bandana, mi sembra una persona vera. Invece è una persona morta. Mi hanno sequestrato la falce del costume Scary Movie che avevo preso a Glasgow, porca miseria, era bellissimo. Perché? Perché che mongoli, quelli là dell'aeroporto di Londra. La falce non è mica di ferro. Era di plastica. È così, per motivi di sicurezza, ma cagare addosso. Una collezione di gatti, ragazzi, veramente l'isola, oddio caro ho detto ragazzi, è veramente l'isola di gatti, veramente. Cioè, le gattarie, Cipro, l'isola dei gatti. Altro che Napoli, qua sì non si usa il casco in moto e in scooter. Un'altra cosa un po' tipica, qua mi trovi sì un po' impreparato, tutti hanno la cisterna sopra, cioè anche proprio i locali, tutti hanno la cisterna dell'acqua sopra, tutti. Ah sì, continuando con il tipico, per quanto ti possa sembrare una zona particolarmente sperduta, i supermercatini chiudono dopo la mezzanotte. Questo le anche bel passuo. No, è pelosissimo. Questo è il modello È solo pelo? Pino. Ah, sembrava bello passuto. Gatto. È il modello Pino. Sì, strussa il culo, supa i metù qua, strussa il culo, strussa. E usanza, fioi, usanza, quei gatti fa così. A Vicenza no. No, che baffia Charlie Chaplin, coso, Pepone, quello Don Camillo, Dio caro, guarda. Pepone, guarda, se fosse un gatto, compagno. Abbiamo gatti persino dentro in albergo. Sì, vabbè, adesso non voglio essere ripetitivo, ho detto è la città dei gatti. Sì, è la città dei gatti, punto, è pieno di gatti. Larnaca, siamo in zona Larnaca, cioè non siamo a Larnaca, però siamo in zona Ha Larnaca. allattato qualcuno? Di sicuro un geco. No. Che cazzo ne so, ha detto qualcuno? No, il gatto resta qua. No, Micio, no, guarda, no. Nein, minta il mio, tinta il tuo. Ale, dai che c'è la luna, ma che bello! No, cosa? Non sei Ale? No, mi stanno stalkerizzando tutti i gatti. Sì. Allora ragazzo, a sinistra vedi il nulla più totale, bene o male l'oscurità, perché a sinistra non c'è un cazzo di niente. A sinistra c'è la spiaggia quella bella, Nissi Beach,
mentre a destra c'è l'Arnaca, che io chiamavo l'Arnaca, invece no, c'è l'Arnaca, hai capito? Che è un po'... sono quelle città veramente strane, cioè Alessia dice mi pare di essere in Texas, io dico boh, non lo so, non capisco, cioè percepisco tipo tanta, passami il termine, povertà, ma contemporaneamente anche tranquillità, piacevolezza, e contemporaneamente, come ti ho detto, ti sto dicendo le mie prime impressioni del primo giorno, anzi del primo mezzogiorno, perché siamo arrivati qua alle 5. Mi sento veramente tanto fuori dal mondo. Purtroppo abbiamo trovato una degli italiani, che è bambino, gatto che arriva. no, il gatto anche in spiaggia, dai, che sta in il suo. Abbiamo trovato una coppia di italiani e cioè, a me mi ha portato tanto indietro, perché io qua veramente mi sentivo in mona, cioè nessuno parla italiano, nessuno ti capisce, trovi tutto strano, i caratteri strani, perché qua scrivono in greco, cos'è, in cirillico, come cazzo si chiama, in ostrogoto, Dio gatto. Quindi veramente mi sentivo in questo paradiso. Dopo niente, gli italiani mi hanno riportato un po' con i piedi per terra, cioè no, paradiso, in questo posto strano, ecco, fuori casa, mi sentivo fuori casa. Insomma dai, non muore nessuno, per carità di Dio. Cosa ha fatto i compiti? Dicevo a Alessia, che qui nell'oscurità in spiaggia, che quello che fa veramente strano di brutto, perché insomma alla fine siamo qua seduti, arriva al mare, sei di sera, è normale, un po' come tra virgolette essere da noi, no? Adesso, cioè la luna è sempre quella, le luci quelle sono, il mare è il mare, la spiaggia è la spiaggia, gli ombrelloni sono quelli. Però il pensare che siamo su un'isola sotto la Turchia, che è un posto che nel nostro collettivo, nel nostro immaginario è abbastanza sconosciuto, perché voglio dire, magari andiamo a Santo Domingo, che è 10 volte più lontano, e sì, anche di più di 10 volte, e è normale, però in questi posti no, non è normale, cioè almeno, ripeto, da noi, ti sto parlando delle nostre abitudini, hai capito? E quindi è uno di quei posti strani, un po' come quella volta che ho fatto il giro nei Balcani, cioè dire cazzo, sono stato in Macedonia, Montenegro, Serbia, sono quei posti là assurdi, no? Hai capito? E quindi fa veramente strano essere ora sotto la Turchia. Esatto, questo posto strano, con i gusti strani e colori strani. Sembra non ci siano squali, barracuda, cose mortali, bombe, mine di profondità, anaconde, ippopotami e via discorrendo, però fare il bagno in un posto a me completamente sconosciuto, perché sinceramente se non è che ho tanto approfondito, ho visto bene o male com'era Cipro, ho visto che non c'era un cazzo, ho detto ne ha in ferie là, che così non essendoci niente stiamo fermi, ma non so la fauna tipica, non so niente, porca miseria, e così deve essere, è così, a volte è bella la vita, no? Leggera, perché serviva a sapere, no Dio caro, sono in ferie qua, tranquillo, da riposarmi, perché ho saper virta morte e miracoli di sti qua. Loro cosa sanno di me? Niente, e ora mi figa pari. E per un istante ritorna la voglia di vivere a un'altra velocità. Passano ancora lenti i treni per Tosè. Nelle chiese abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari. In una vecchia miniera distese di sale è un ricordo di me, come un incantesimo.